La primavera sboccia e con lei rifiorisce un intero settore fatto di colori, passione e presenza nei quartieri. A Padova i negozi di fiori si confermano un punto di riferimento del commercio di prossimità e della vita cittadina. Un mestiere che unisce competenze tecniche e creatività, ma che oggi richiede anche un aggiornamento continuo e attenzione alle richieste di una clientela sempre più consapevole, come racconta Daniela Beggio, titolare dell'omonima fioreria di via San Marco, attiva dal 1956. Fare il lavoro del fiorista comunque ci vuole un sacco di dedizione, ci vuole tanta passione e tanta formazione anche, perché io personalmente, che sono cresciuta in mezzo ai fiori dai miei genitori, ero convinta di saper far tutto, di non aver bisogno. Invece ad ogni corso imparo qualcosa, ho uno spunto diverso ed è arricchisce molto. Dal Veneto arriva inoltre un riconoscimento importante, è l'unica regione ad aver formalizzato la figura professionale del fiorista, un mestiere antico fatto di creatività e competenze tecniche, ma anche di sensibilità, cura del dettaglio e capacità di interpretare emozioni e momenti di vita attraverso composizioni floreali. Nel tempo ho capito la mia vera passione è proprio creare i bouquet, e questa cosa mi viene naturalmente. Tutto sta anche nel scegliere i fiori giusti, perché non è così facile l'armonia del colore, però ce l'ho innata, cioè mi viene e l'ho scoperto su me stessa nel tempo. I clienti chiedevano di me, ma io non mi rendevo conto di quanto piaceva quello che facevo. Quando l'ho capito io è stata la mia fortuna, la mia svolta.